La Valcellina soffre da decenni di una sorta di marginalità, isolamento, pare dovuto all'assenza di politiche mirate alla conservazione del territorio e delle sue infrastrutture. I disagi recati da un piccolo torrente che esonda molto frequentemente, invadendo la sede stradale, hanno comportato nel 2014 la chiusura al transito per 14 giornate, con conseguenti difficoltà per studenti, lavoratori e per assicurare i minimi livelli di assistenza alle comunità di Erto e Casso, Cimolais e Cloud, nella stupenda Valcellina. Così, qualche giorno fa, è nato un comitato civico. Che sta accadendo in Valcellina? Tutti possono comprendere che 14 giornate di chiusura al transito della strada unica di accesso alla valle hanno comportato una situazione di intollerabile disagio e di insostenibile disagio per le popolazioni che ci vivono, voglio dire, le persone che non possono recarsi al lavoro piuttosto che gli studenti a scuola, o addirittura il mantenimento dei minimi servizi legati all'assistenza e alla sanità, sono situazioni che non possono più essere sopportate, quindi le popolazioni, le comunità della valle in modo civico stanno organizzandosi per far valere questo genere di diritti, che sono dei diritti minimi che una comunità deve poter vantare. Diversamente, voglio dire, sarebbe l'abbandono di una valle che offre delle grandissime opportunità non solo per queste comunità ma per tutta la comunità pordenonese. Pertanto il comitato civico, pare di intuire, va oltre il Varma, è così? Diciamo che il comitato civico è nato per assistere le procedure e assicurare le procedure di soluzione di un nodo ormai atavico, frutto di un ventennio di, non dico mala gestione, ma sicuramente di cattiva gestione, dove il rimpalarsi di responsabilità, le scelte oggi approvate, domani non confermate o magari rinnegate dagli stessi che le avevano proposte, le difficoltà di trovare delle soluzioni, soprattutto lo sgagliamento di un alveo che è la causa di questo disagio. Oggi come oggi è chiaro che se attorno a questo problema nasce un comitato civico, questo comitato civico, nel momento in cui trova l'unità di tutta la comunità della valle, è chiaro che andrà oltre il Varma, non può essere che così, si avoca a sé la responsabilità di guidare un cambiamento affinché la prospettiva di vivibilità, di abitabilità in questa valle, per certi aspetti marginale del territorio provinciale, possa offrire delle speranze ai giovani e alle nuove generazioni. Con quali obiettivi e attraverso quali però passaggi formali? Ma certamente al di là della forza unitaria con la quale il Comitato Civico è nato, occorre anche un'organizzazione che sia capace di far sentire la voce di questo e nello stesso tempo riuscire a mettere insieme una serie di proposte da portare alle istituzioni e farle, sostenere da ragioni di fatto, non solo da diritti, perché una comunità ha anche dei doveri, ma certamente il modo per riuscire in questo intento è di coinvolgere attraverso un'azione di lobbying, mi si passi questo termine, proprio le istituzioni, affinché l'attenzione sulle valli montane e sulla montagna in senso lato sia più marcata. Lei ritiene che questo progetto civico possa veramente riuscire a calare nella popolazione gli effetti di una rinnovata speranza? Ma io credo di sì, e noi crediamo di sì, perché è palpabile il senso dell'ultima chiamata, è palpabile il senso dell'ultima occasione. Il comitato che oggi nasce attorno al nodo Varma si propone di, come prima facevo cenno, di portare delle proposte concrete in termini di rinascita della vallata. La discussione che oggi la Regione sviluppa attorno al riordine degli enti locali ci interessa, e ci interessa perché da questa potrebbero emergere delle occasioni, come, se non fossimo attenti, delle mancate occasioni. Una legge sulla montagna che possa considerare le diversità e le specificità del vivere
lontano dai servizi è un tema sul quale argomentare, sul quale cimentarci. Le occasioni di sviluppo legate all'utilizzo, alla fruizione di un territorio quale il nostro devono essere incentivate e stimolate, perché un territorio gestito e condotto in maniera naturale, ma anche con le tecnologie sostenibili che oggi ci consentono di approcciare alla gestione del territorio, ci permetterebbero di trasformare questo nostro territorio in una valvola di sicurezza anche per la pianura. Mi piace sempre sottolineare che una gestione ordinata del territorio permette poi di evitare quello che sta accadendo in queste giornate in tutta Italia. È la mancata gestione, l'incuria, l'inerzia molto spesso purtroppo delle istituzioni e delle amministrazioni locali che portano queste conseguenze, quando invece sappiamo che ci sono già in essere delle normative che, se solo fossero applicate, queste calamità non accadrebbero. Qui c'è necessità di un rinnovato spirito di appartenenza al territorio, di un rinnovato riattaccamento al territorio, c'è necessità di una volontà tesa a credere che questa Valcellina, così come tutte le valli montane e la montagna in genere, possa diventare un'opportunità piuttosto che un ostacolo alla crescita, un ostacolo alla vivibilità, un ostacolo all'appartenenza e al senso comune del territorio regionale.